Immigrati continuano gli sbarchi a Lampedusa. Sono in 181 gli ultimi arrivati, un'altra notte di soccorsi nel canale di Sicilia per la Guardia Costiera. I primi ad essere salvati 98 migranti a bordo di un gommone alla deriva. Ed in questo gruppo 17 donne, di cui una in gravidanza, e 2 neonati. Tutti recuperati da una motovedetta della Guardia Costiera e giunti al porto di Lampedusa all'alba. La seconda operazione di salvataggio riguarda un altro gommone che trasportava 83 clandestini, tutti uomini, soccorsi da 2 motovedette della Guardia Costiera. Anche loro questa mattina hanno toccato terra a Lampedusa. E siamo solamente a maggio, in estate gli arrivi aumenteranno in modo esponenziale. Si attende un vero e proprio assalto migratorio. Queste le aspettative della Guardia Costiera che si sta preparando a fronteggiare quella che potrebbe essere una stagione di sbarchi senza precedenti. Il mio principale obiettivo sarà quello là di mantenere comunque un assetto di prontezza operativa per far fronte al fenomeno migratorio, ma non posso e non devo dimenticare quella che è la richiesta dell'utenza, cioè il rispetto della legalità, la sicurezza dei bagnanti, la tutela del patrimonio ambientale. Quindi scinderò queste due attività affinché né l'una né l'altra possano risentire del fenomeno migratorio. Sono al comando della Guardia Costiera di Lampedusa dal gennaio 2012, siamo già, come diceva giustamente lei, in grado di stilare un primo bilancio. Un bilancio sicuramente positivo perché parliamo di più di 5.000 persone salvate in mare in un quasi 60 operazioni di soccorso. Abbiamo raggiunto degli ottimi risultati in collaborazione con il Comune di Lampedusa e le altre forze dell'ordine qui presenti. Come autorità marittima abbiamo il compito di coordinare i soccorsi. In prima battuta ovviamente siamo noi l'autorità che per prima gestisce i soccorsi e poi a seconda del tipo delle situazioni possiamo chiedere il concorso con le altre forze dell'ordine. Certo, lo sforzo sul fenomeno migratorio da parte della Guardia Costiera a Lampedusa è elevato. Ho l'onore di comandare, di avere al mio comando 107 uomini, 8 mezzi navali e in alcune situazioni anche mezzi aerei.